La via sacra trasformata in un red carpet dove passeranno non semplici starlet del mondo dello spettacolo, ma le vere important people del mondo del business, dell'high tech, della finanza ed anche teste coronate. È tutto pronto per la cena super esclusiva davanti al Tempio della Concordia alla Valle dei Templi di Agrigento, questa sera scelta come conclusione di Google Camp, l'esclusivo meeting organizzato da Google. Agrigento dunque per una notte accoglierà i potenti del mondo per discutere di innovazione e nuove tecnologie, di medicina, domotica e di realtà virtuale, così come voluto dal potente Omid Kordestan, Chief Business Officer di Google. Il meeting si è svolto al Verdura Golf Resort e Spa per un costo di 1.500 euro a notte e 4.000 metri quadrati di spa, mentre l'evento conclusivo, come detto, si terrà all'interno della Valle dei Templi, che verrà chiusa ai visitatori alle 16:30 con termine ultimo per l'uscita alle 18. Ospiti dei fondatori di Google Sergey Brin e Larry Page, che hanno preso in affitto per una notte la Valle dei Templi al costo di 100.000 euro, saranno Bill Gates, Giorgio Armani, Ariana Huffington, Alicia Keys, David Beckham e Caviron Bakeport, fondatori di Periscope, ma anche e soprattutto la regina di Giordania Rania Al-Jazin. Imponente il servizio di sicurezza affidato alle nostre forze dell'ordine, ma che prevede un controllo pressoché totale ad opera di gruppi speciali di sicurezza privati e di Stato a tutela degli illustri e potenti ospiti. Ingresso assolutamente riservato solo agli invitati, i quali verranno muniti di uno speciale braccialetto che garantirà la totale sicurezza di non ritrovarsi tra i tavoli gli imbucati. Delle autorità locali è prevista la sola presenza del prefetto di Agrigento Nicola Diomede. Il menù previsto sarà a base di specialità prettamente siciliane e la serata lietata dalla voce di Giovanotti per poi chiudere in bellezza con l'arte apprezzata in tutto il mondo di Andrea Bocelli, che però non è confermato al 100%. La serata di gala sarà preceduta da una tappa a Borgo Bonsignore, località marittima molto di pregio, la cui piazza è stata presa in affitto dagli organizzatori per 10.000 euro. Bazzeccola in confronto al costo totale dell'evento. Si parlerebbe di una cifra che toccherebbe i 10 milioni di euro di costo.